Allora, io quando la passione, devo dire che è iniziata proprio in seno al gruppo folk Caragonis, di Mara Caragonis, diretto dal professor Vincenzo Azzeri. Quindi c'era mia sorella maggiore, è un gruppo, ecco, premetto, che è nato nel 58 e uno dei fondatori era mio nonno, il padre di mia madre, che suonava l'armonica a bocca e sadrunfa. Mia madre a sua volta suona ancora, sadrunfa e l'armonica a bocca come mio zio. Praticamente siamo di famiglia, ecco, musicisti, però di trunfa e armonica a bocca, quindi non di launeddas o altri strumenti che sono arrivati dopo. Però c'è sempre stata in famiglia una grande passione per le tradizioni sarde, tant'è vero che tutti i miei familiari facevano parte del gruppo, mio fratello maggiore, Graziano, che suona anche lui, mia sorella, ballava nel gruppo folk. Quindi io avevo 12 anni, mi piaceva da morire, li seguivo ed ero veramente appassionato da subito. All'inizio ballavo nel gruppo, frequentavo il gruppo dei ragazzi giovani, poi ha iniziato mio fratello a suonare il Susurito da Bastori, e invece io a 12 anni avevo preferito iniziare con la chitarra, perché c'è questa tecnica dell'accordatura libera, la tecnica del pizzicato, che allora suonava ancora il grande Nanni Serra, Antonio Dentoni. A Maracaragonis c'era un grande rappresentante di questa tecnica che praticamente accompagnava sia i cantatori sia con la chitarra o il ballo sardo con questa accordatura particolare. Si chiamava Giuseppe Giana, Coccodrillo di soprannome. Ed era una bravissima persona, mi ricordo proprio, mi diceva, vieni che ti imparo, vieni che ti insegno. E andavo a casa sua e mi aveva insegnato proprio la tecnica del ballo sardo campidanese con l'accordatura libera. Poi, essendo nel gruppo, iniziai anche con Susulito, gli strumenti più semplici, e ricordo anche che le launeddas mi piacevano tanto, però non riuscivo a soffiare perché non c'era una scuola, venivano i grandi suonatori ad accompagnare il gruppo, Luigi Lai, veniva Aurelio Porco, però essendo piccolino così, non essendoci una scuola vera e propria dove ti dedicavano del tempo, non ero riuscito ad acquisire la tecnica, forse perché ero deboluccio ancora, a 12 anni non tutti riescono a soffiare. Poi è subentrato Pietrino Murtas, un altro suonatore di launeddas di Muravera che è scomparso a 92 anni, che mi stimolò. Questo proprio lo devo riconoscere, mi diceva, tu ci riesci perché hai veramente talento, si vede che ti piace, che con il susurito, con la chitarra, e mi invogliò un po' a provare. Lui dormiva a casa di Vincenzo Azzeri perché quando suonava la sera, il giorno dopo dovevo prendere la corriera per andare a Muravera di nuovo, no? Quindi la mattina stavo sempre lì a casa di Vincenzo in cortile a suonare, a costruire strumenti, così per trascorrere il tempo. E siccome che la casa di Vincenzo è proprio a fianco alla nostra casa di mia madre, no? Dove abitavo da ragazzo, lui provava e il suono si sentiva anche amplificato a casa mia. Io ricordo che salivo in terrazza a 12 anni, figurati quanta passione, 12-13 anni, e ascoltavo questo suono proprio che arrivava col vento, insomma il venticello ce lo portava bellissimo era questa cosa, e mi commuoveva questa cosa. Ad un certo punto, con Pietrino Murtas, sia io che anche Graziano, mio fratello, eravamo riusciti ad ingranare e a provare qualcosa ecco, di interessante, e iniziava a rendere, ecco, riuscivamo a combinare qualcosa di serio. A quel punto Vincenzo Azzeri è sempre stato uno che si accorgeva delle cose, ha detto, mi sa che a Maracaragon sfondiamo una scuola di launeddas, che mi risulta anche la prima pubblica, così in quei tempi non si parlava ancora di scuole pubbliche, si insegnava sempre da maestro in allievo, da padre in figlio, però scuole aperte a tutti non esistevano.
Quindi Vincenzo, dato che lui, padrino in questo caso, perché poi è diventato anche mio didino, no? Quindi lo chiamiamo, insegnava nelle scuole medie e tramite il preside era riuscito comunque, consiglio d'istituto, non so, a far finanziare un corso di 3 o 4 mesi di Launeddas, di Zuritu e di ballo sardo per i ragazzi di scuola. No? E quindi a Mara ci iscrivemmo in 5 o 6 alle Launeddas, poi su Zuritu insegnava mio fratello Graziano e il ballo sardo lo insegnava Vincenzo. Quindi da lì si ingranò bene, in 3 mesi di lezioni mi ricordo che aveva acquisito un sacco di nozioni sia per suonare le launese ma anche per costruire, perché Subrettino era anche un bravo costruttore di launedes, quindi mi accompagnava nei cannetti a tagliare le canne, mi insegnava a riconoscerle, insomma, a trattarle dopo colte, insomma, e poi anche a costruire, tant'è vero che i miei strumenti li costruisco io da sempre. Che è successo? Poi col gruppo di Tarragoni ci ho suonato 13 anni, non so se voi siete stati in quelle feste, lì si suona parecchio, in quei tempi erano anche ancora tempi d'oro perché era un'attività, il gruppo praticamente faceva delle manifestazioni e fa ancora, organizza delle cene tipiche sarde per i turisti, organizzati e arrivavano un po' da Forte Village, dal Flea Beach, dai grossi hotel, quindi quasi ogni sera d'estate si suonava. Suonando quasi ogni sera tu impari per forza, anche se non ne hai voglia, perché stai lì 5-6 ore che si mangia, si fa lo spettacolo e tu ogni tanto devi suonare e se vuoi fare bella figura devi essere allenato e poi ti alleni suonando davanti alla gente, acquisti tranquillità, ecco, dimestichezza. A quel punto mi ricordo che la prima volta c'era anche il Subrettino sempre che veniva all'inizio. Io non ero ancora molto preparato, avevo 16 anni, iniziavo a suonare anche il ballo perché le prime cose che si imparano, le processioni, quelle cose abbastanza semplici. Stavamo in uno spettacolo, Vincenzo, c'era anche il Subrettino, ha detto, ha presentato, io tranquillo che dovevo suonare il Subrettino, no? Il ballo della stella, l'accompagnerà il giovanissimo allievo, il migliore degli allievi, Orlando, ma stai scherzando, io non ce la faccio, no, non ce la faccio, sì che ce la fai, prendi la launetta, mi ricordo che stavo a fare 3 o 4 passaggi, no, proprio, mi ero messo a suonare lì e il gruppo aveva ballato e ripetevo, era un ballo abbastanza ripetitivo, però un sacco di applausi, piccoletto, così, benissimo, è andata, io sapevo che potevo fare di più, però per loro è andata bene, quindi già dal giorno ho detto, Madonna, anche la prossima volta mi sa che mi fa suonare, bisogna imparare, e quindi è stato uno stimolo abbastanza importante questo di far parte del gruppo folk. Per ben 13 anni, insomma, mi sono divertito, ecco, lì diciamo che mi sono fatto le ossa, è stata una gavetta necessaria per imparare le launettes, perché le launettes sono un osso duro, non è una cosa che si prende così un giorno sì e 4 no, ecco, bisogna suonare almeno all'inizio ogni giorno se si riesce per andare avanti, se no, no. Ecco, 3 mesi dicevo, 3 mesi di scuola con Subrettino, poi ho sempre acquisito per conto mio le nozioni. Ad un certo punto aveva fondato la prima scuola Luigi Lai a Cagliari, con 50 allievi e faceva 2 ore alla settimana, si lascia immaginare cosa c'era. Si andava lì e praticamente per 2, 3, 4 minuti, perché le lezioni vengono fatte individuali, insomma, c'è quello che va avanti, c'è quello che ha bisogno un po' di più tempo, quindi la lezione delle launese si fa sempre da maestro in allievo a uno, perché diciamo, nozioni generali si possono anche fare in una classe, però quando devi andare avanti con uno strumento, ti devi fare la scala del Fiorassio, passaggio per passaggio, da un allievo all'altro c'è sempre differenza, quindi ci prendeva 1 a 1, 4-5 minuti di lezione
per 3 mesi, puoi immaginare, dopo che suonavo già 10 anni, ecco, praticamente non mi trovavo, perché dovevo innanzitutto riniziare da capo e riprendere tutto il repertorio che avevo comunque imparato da solo. Dopo 3 mesi era chiusa quel corso e da allora io non ho avuto più maestri. Ecco, praticamente le mie lezioni di launese sono state 3 mesi con Pietrino Murtes e circa 3 mesi con Luigi Lai. Poi autodidatta. Il Susurito l'ho imparato di pari passo con le Launedes. Poi oltre che il gruppo Caragonis ho frequentato anche, ma diciamo forse tutti i gruppi dell'Interland, da Elmas a Serargius, i gruppi di Quartu, Sinai, li ho sempre accompagnati, che ne so, Uta, Senorbi, molti gruppi del Campidano, anche fino ad arrivare a Oristano. Quindi i gruppi folk sono stati un bel cavallo di battaglia, insomma, chi suona per i gruppi folk deve avere un po' di nervo, ecco, far ballare un gruppo sembra una cosa un po' così banale, però è come far ballare una piazza, quando un suonatore ha la responsabilità di 200 o 300 danzatori in piazza, è lo stesso, anche un gruppo folk ti richiede certe cadenze, devi sempre adattare e sono esperienze buone. Poi ad un certo punto c'è stata una svolta, c'erano gli amici famosi due Pugioni, Giovanni e Anna Maria, che mi avevano fatto un'offerta, loro avevano espresso il desiderio dopo una quindicina d'anni di carriera, forse hanno pensato che era interessante nel loro repertorio inserire gli strumenti, perché loro suonavano accompagnati da una tastiera che faceva il suono delle launette scampionate, del susurito, dell'organetto, però uno è avere la campionatura e uno è avere le canne e il fiato che esce dalla persona, insomma. E quindi mi avevano fatto un'offerta, loro lavoravano molto, facevano anche 80 serate, 90 serate in una stagione, se volevo collaborare con loro per le piazze. A un certo punto io ho dovuto, mi interessava perché mi piaceva molto il loro repertorio, solo che per fare quello dovevo mollare tutto l'altro, perché loro volevano l'esclusiva. Ti davano molto lavoro, però non potevo andare un giorno sì e un giorno no. Loro promuovevano quel tipo di discorso e a quel punto accettai, e per 8 anni ho lavorato col duo Pugioni in tutte le piazze dell'isola, d'Europa, insomma, circoli sardi, grandissimi successi, fino a quando purtroppo Anna Maria è stata male e da allora ha dovuto mollare l'attività per questioni di salute, no? Infatti tuttora non canta più, con grande dispiacere. Finito col duo Pugioni, io fondai assieme ad altri due musicisti amici, Paolo Zicca che suona all'organetto e canta e suona la chitarra, e Bruno Camedda, grande fisarmonicista dei musei, Paolo Zicca di Quartuccio. Fondammo questo trio chiamato Furias. Il nostro gruppo diciamo che è nato anche per un'esigenza. Avevamo inventato con Dante Olianas, non so, conoscerete, Dessi Scandula, la discoteca del ballo sardo. Trovandoci in Scozia con Dante, avevamo fatto un concerto e ci avevano accompagnato in un locale dove si ballava il ballo scozzese, c'erano le cornamuse. Ho detto, che bello che sarebbe anche in Sardegna fare una bella discoteca di ballo sardo, dove si balla solo il ballo sardo. Ecco che la facemmo lì a Quarto, a Casa Sarrizzo, per 3 settimane. Nel giro di 3 settimane si suonava per 5-6 ore, venivano gente da tutta la Sardegna in pullman, 200-300 persone a ballare il ballo sardo lì, guarda, una cosa veramente unica, grande pubblicità a livelli anche nazionali, c'era Rai 2 nazionale, senza chiamarlo, articoli da Bruxelles mi erano arrivati. Comunque, come tutte le altre cose sempre, ci mandano la finanza, la ASL, perché in quella casa non c'era il doppio bagno, non si potevano cucinare le fave lesse, il lardo, perché noi, sa com'è,
il rinfresco era fai a buddio, con ladro e binoniere, non so, però non c'era la cucina a norma. Hanno visto che funzionava questa cosa e ci hanno mandato a giustizia, insomma, ci hanno fatto usare bottega. E ora questa discoteca di Ballo Sardo funziona ancora nelle piazze dove vanno i furi a suonare. L'ultima l'abbiamo fatta sabato a Casangiore a Quartuccio, c'erano 300 o 400 persone che ballavano il Ballo Sardo, quindi la voglia c'è. Ci sono queste scuole che ci seguono, ovunque andiamo vengono appresso e ballano a raffica, insomma. Poi ecco una grossa collaborazione che dura da 14 anni è con i Tenores di Nioneli, perché anche loro, come per non stare sempre al repertorio dei tenores, loro fanno il tradizionale, però intelligentemente hanno pensato se dobbiamo fare un concerto di 2 ore e mezza come richiedono le piazze, perché la piazza non è che si accontenti del concertino di mezz'oretta come a volte si fa in un teatro oppure in conferenze, però la piazza pretende una serata di 2 ore, 2 ore e mezza, e quindi hanno pensato di abbinare ai tenores anche degli strumenti tipo launedze, 3 canne, 3 voci, insomma che più o meno riportano le voci del tenore, non basso, contra, mesuoghe, ma cos'era, ma cosa, il tumbo. E poi con l'organetto loro eseguono anche dei balli, delle canzoni impegnate socialmente abbastanza recenti, senza trascurare il tradizionale. Quindi si parte dalla tradizione, ma si fa anche altro, ecco, per rendere poco a poco più fruibile il concerto, perché se no non può tenere 2 ore un tenore. Non che sia una rassegna di tenore, però la gente comunque si stanca e bisogna anche alla gente ecco, presentarglielo in modo un po' più leggero. Ecco. Quindi con i Tenori di Nioneli io collaboro da 14 anni e ora siamo proprio nel vivo della collaborazione. Ora abbiamo anche questo progetto molto interessante del Babus e Fizzos, che è dove c'è mio figlio come continuità, e il figlio di Pepe Luiso, il cantante solista dei Tenores, che canta benissimo, Angelo, che abbiamo fatto già 4-5 concerti e ti dirò che sono cose molto apprezzate perché ecco, no, c'è una continuità, ecco, c'è una speranza che tutto questo non finisca. Perché anch'io quando ho iniziato ad accostarmi agli strumenti, quando avevo 12 anni, i grossi maestri si contavano con le dita di una mano, c'è grazie a Dio anche ancora Luigi Lai che è stato uno dei testimoni che passa dalla vecchia scuola ai nuovi e ai giovani, che lui è stato una persona molto importante per la continuità. Poi c'era Aurelio Porco, c'era Dionigi Burranca, Antonio Lara aveva 90 anni, insomma non c'era più nessuno perché i giovani non si accostavano alle launezze perché era più difficile che suonare la fisarmonica che l'organetto. Praticamente i suoni delle launezze e dei tenores ti stavano sostituendo gli strumenti moderni perché è molto più semplice, lo trovi sempre bello accordato. Però ho detto ragazzi, se qua non ci svegliamo, dopo 3000 anni noi chi siamo per far scomparire una tradizione così importante che tutti ci invidiano? E grazie a Dio ancora esistono. Ora io stesso ho delle scuole, da 20 anni insegno in tante scuole, ho iniziato a Quarto, poi a Mara Caragonis, a Pula c'ho una situazione importante con bravissimi allievi, Scala Plano, insomma chi 4, chi 5 anni che continua, e in ogni scuola ho da 20 anche 70 allievi come quella di Quarto, con un totale di 150 allievi. Io ora ho 150 allievi, anche molte ragazze, almeno 8 delle iscritte suonano, una in particolare è molto brava, e quindi dopo questa esperienza di tante scuole, avendo questo materiale insomma, di allievi preparati e tutto, ho detto bisogna inventare qualcosa che possa. E l'anno scorso, dopo un'esperienza che ho avuto con l'Orchestra Popolare Italiana di Ambrogio Sparagna lì all'Auditorium di Roma, lui ha un'orchestra di 85-90 elementi di tutta Italia. Per la prima volta, dopo 5 anni, il primo sardo io in quella orchestra. L'anno scorso abbiamo fatto 3 concerti al Parco della Musica lì
E quindi mi è venuta l'idea, da porca miseria, ma noi, tutti questi strumenti, c'erano gli organetti, tamburelli, chitarre, fisarmoniche, ho detto, ma in Sardegna tutto questo noi ce l'abbiamo. Lui ha dovuto unire tutte le regioni d'Italia per fare un'orchestra così, però se in Sardegna noi ci svegliamo la facciamo solo sarda, un'orchestra popolare sarda. Ecco che l'anno scorso io ho fondato l'orchestra popolare sarda con tutti i migliori allievi delle scuole che seguo, che sono 5. Siamo una trentina, ci siamo già esibiti 7-8 volte, grande successo. E quest'anno, quando è venuto Ambrogio Sparagna a Neoneli a fare un concerto con noi, io gli ho preparato la sorpresa, non sapeva niente, gli ho presentato l'orchestra popolare sarda ad imitazione della... Lui è rimasto, guarda, emozionatissimo, questa non me l'aspettavo, è bellissimo, ti porto a Roma, e quindi dobbiamo andare anche al Parco della Musica a fare un concerto con l'orchestra popolare sarda, come prendendo l'esempio della sua... Ecco, sono cose belle. Io penso che questa cosa che possa andare avanti se la gente ci crede, perché logicamente ci dobbiamo anche esibire, e quindi ci devono anche dare una mano, perché se non ci esibiamo tutto muore lì. L'idea c'è, questi ragazzi sono entusiasti e sta iniziando a dare i frutti interessanti. Tra cui nella mia orchestra c'è anche mio figlio che ha iniziato con la scuola di Mara Caragonis, aveva 12 anni, la sua prima esibizione, ora ne ha 18, e anche lui è un piccolo polistrumentista che suona le launedze, in particolare susurito, trunfa e tamburello, insomma, è grande appassionato, è anche un bravo ballerino. Allora, io ho imparato, come dicevo, un po' da solo, però la poca esperienza che ho avuto con i maestri, ho capito che dando la cosa preconfezionata è molto più semplice, e ho pensato anche che non tutti sono talenti, quindi c'è quello che ti prende al volo, quello che te lo vede una volta e te lo prende al volo, ci sono, in 150 allievi saranno una decina così, però anche gli altri hanno diritto a imparare qualcosa, e c'è quello che ha bisogno un po' di farglielo vedere piano piano, magari di usare una tecnica, non partiture scritte, no, ecco, sempre un po', ecco, stiamo utilizzando questa tecnica delle registrazioni, con la sinistra, con la mancosa, con la mancoseda, piano piano, poi l'incastro molto lento. Ecco, questo con i mezzi che abbiamo oggi è molto più semplice. Io quando ho iniziato, anche con i maestri, non avevamo la possibilità del cellulare che filma o della videocamera, anche se esistevano, però non ce la potevamo neanche permettere, insomma. Oggi con queste tecniche si riesce ad imparare molto, perché se tu gli fai vedere un passaggio, al volo non te lo becca, e glielo registri, lui in una settimana, se lo studia, a furia di sbattere la testa riesce. Però ci sono degli allievi che io li vedo veramente talenti da subito. Io dal primo giorno mi accorgo quando uno va avanti, c'è poco da fare. In un giorno a volte, ecco, c'è qualcuno che ti becca 4-5 passaggi, una cosa impressionante, magari un altro ci impiega un mese per fare quel passaggio, quindi lì logicamente se tu devi fondare un'orchestra e comporla da talenti, lì una selezione la devi fare, non puoi metterci tutti dentro, perché se devi fare una processione, Sant'Efisio, qua basta che facciano quei 2 passaggini, va anche bene, ma se devi fare un concerto impegnativo, con delle danze studiate in modo orchestrale, perché ecco, non è che puoi fare una suonata e tutti i 20 suonano la stessa cosa. Se fai un'orchestra seria, per dire che ne so, fai un passaggio con 5 launedes, poi passi a 5 usuritus, agli organetti, poi tutti insieme, magari uno esce e canta, ecco, queste cose bisogna studiarle, ma le puoi fare con gente che ha talento, ma non tutti purtroppo ce l'hanno, e quindi lì devi essere un po' drastico, dire tu qua non puoi entrare, qua tu ti devi riposare, e io mi accorgo che non è facile, è come avere una squadra di calcio e sono quelli in panchina. Sono sempre scelte, però ho detto, se dobbiamo andare avanti, ragazzi, dovete capirmi, dovete avere fiducia, non vi dovete scoraggiare. Grazie a Dio sono dei favolosi ragazzi, che queste cose non è un problema che
che vedo, tutti si stanno adattando, suonino o non suonino, capiscono. E poi diciamo che con questo sistema c'è anche una competizione tra loro che è una cosa che va bene. Mi accorgo che mettendoli in competizione, per dire, c'è un grande stimolo a migliorare, perché ognuno poi che deve conquistare i primi posti e c'è una sfida tra loro. Io gioco molto con i ragazzi in questo senso, specialmente quelli piccolini, li metto proprio in competizione apposta, di proposito, e ti dirò che mi trovo bene e mi vogliono bene perché io scherzo e bisogna giocare, capito? Giocare con loro e giocando si stanno ottenendo risultati veramente interessanti. Sono felice io di queste cose, è una cosa che sento mia, è una cosa che proprio voglio mandare avanti con tutte le mie forze, istituzioni o non istituzioni, io questa cosa la devo far vivere, insomma. Poi è molto importante anche perché io ho una collezione di strumenti che voglio, ecco, io gli strumenti musicali non li vedo da mostra, da vedere, da appendere. Gli strumenti musicali sono strumenti e vanno suonati, hanno la loro dignità, ogni piccolo strumento ha la sua dignità, su un barinetto con la vescica questa è la vescica di maiale con un osso di bue, oppure, che ne so, sagana sperrata, questa sagana sperrata non l'hanno mai suonata, questa la usavano per spaventapasseri, no? Io l'ho inserita nel ritmo e si può suonare, ecco, qualche ragazzo magari che non riesce con le launezze, do la sagana sperrata e riesce a sfogare qualcosa e ad imparare. Quindi ognuno dove può arrivare, ecco, la sua potenzialità la sfrutta, ecco, li faccio magari sfogare con gli strumenti che possono suonare. Uno non ci riesce col tamburello, prendi il triangolo, anche quello è utile, anche il triangolo ha la sua dignità, ci sono delle cose interessanti da sentire. E quindi io gioco su queste cose e ognuno, logicamente c'è una gradatoria quando tu, per dire, ecco, se devi fare un concerto con 5 musicisti, ovviamente scegli tra i più bravi e quelli che hanno più potenzialità, insomma. Io, tipo mio figlio, oppure a Pula, ho ragazzini di 13 anni che ti suonano il fioraggio più da Bagadia, tutta la scala St'Antiga o Susurito, come gente che suona da 50 anni, e loro hanno 13 anni, per dire, quelli sono dei mostri proprio, e quelli li tengo ben cari, sono degli allievi di punta che diciamo che non decido io, sono loro che decidono, però l'importante è che si facciano le selezioni serie e si dicano le cose. E tu presto non sei ancora pronto, abbi pazienza, ecco, non è che si faccia con gli anni di insegnamento, si fa con quello che sai fare, insomma. Allora, tipo, ecco, sono anche qua dipende dalla scuola. Tipo Quartu, che è una grossa città e c'è un grande interesse a Quartu. Ho provato il primo anno a fare un bando, così già 70 iscritti, solo di Launeddes. C'è una marea di gente che mi chiede anche di organetto. Allora, io per le ore che faccio al quarto, siccome sono sempre lezioni individuali, 70 allievi, faccio 10 ore alla settimana, praticamente devo fare 2 giorni da 5 ore. Se sono 70 me li divido, 35 un giorno, 35, quindi ogni ora sono 7 allievi. Quindi se tu apri a tutti gli strumenti, te ne vengono 150-200 persone solo al quarto, quindi sarebbe impossibile gestire una cosa così. Lì solo la UNED, ma proprio per un fatto funzionale. Invece Pula erano 20 allievi, chi ha fatto Susurito, chi ha fatto l'organetto, chi ha fatto le launezze, e Scalaplano lo stesso. Quindi io ho allievi che suonano, che ognuno si sceglie il suo strumento. Io consiglio sempre iniziamo con le launeddes. Chi non riesce con le launeddes magari ripiega un Susurito e ci riesce, oppure con sa trunfa, che ne so, ognuno quello che sente è libero nei limiti del possibile, però a quarto questo discorso non si può fare, che sono talmente molti che bisognerebbe fare 500 ore di lezione per un corso. Quindi, ecco, avendo questa cosa dopo 4-5 anni, porca miseria, io ho dei ragazzini che suonano veramente, ti fanno ballare la piazza, insomma, questi ragazzini di cui ti parlavo io, che ti fanno ballare un pubblico tranquillo, questi qua, se tu
li inserisci in una, ti rendono, fanno quello che vuoi, capito? Se basta solo l'idea, voglio formare, ecco, voglio comporre questa suonata campidanese con tutti gli strumenti, e la materia prima ce l'hai, basta dire dopo 5 passaggi devi entrare tu, oppure ti metti lì, improvvisiamo molto, no? Sai che c'hai dei musicisti che rispondono. Logicamente con tutti non puoi fare queste cose impegnative, e allora, sai, li ho visti nascere, io so di ognuno dove può arrivare, cosa fare, cosa. Quindi è facile per me, insomma, dire tu questa parte la fai tu, questa parte la fai tu. Non so, è una cosa nata dal nulla, e stiamo proprio studiando i brani adesso, con qualche cantante, anche perché logicamente non è che puoi suonare sempre, ci sono questi dei Furias per dare una mano d'appoggio, oppure c'è Tonio Pani, il suo cantautore campidanese, che mi piace molto la sua voce, un Alberto Balia, ecco, ci sono anche delle collaborazioni importanti che quando devi fare qualcosa di impegnativo per trainare i giovani servono anche dei grossi musicisti che stimolino, insomma, che diano impulso. Insomma. Io ti dico la verità, tutte le esperienze sono belle, però io preferisco far ballare la piazza, non i gruppi folk, perché lì sei condizionato a suonare come vogliono i vari gruppi. Lì infatti, con tanto rispetto per i gruppi folk, io ci sono nato in un gruppo folk, è stata una buona esperienza, però diciamo che il suonatore, il gruppo folk lo condiziona molto, perché tu ti devi adattare alle loro coreografie, quindi un suonatore di Launedes è diverso. Quando tu a Santiga facevano ballare la piazza, il suonatore ti faceva la suonata con i vari tipi di passaggio, che su passapuntao, passo dorrao, isfurias, ecco, il ballerino capiva, secondo il passaggio che facevi tu, si adattava, perché il ballerino lo sapeva fare, il campidano specialmente, il ballo campidanese era così, era formato di tanti tipi di passaggi, che doveva corrispondere il passo del ballo. Invece ora è al contrario, praticamente un coreografo di un gruppo ti fa un cerchietto, un triangolino, e tu quando fai il cerchietto devi fare quel passaggio, e devi essere tu a seguire. Infatti se tu non conosci il gruppo è difficile che ti chiamino a suonare, perché tu devi sapere cosa vogliono loro. E al contrario, e purtroppo il suonatore perde in perché non stai suonando tranquillo, non stai facendo le cose che devi fare, che abbiamo conosciuto, perché quelle suonate stabilite, suonate a scala, con le scale in note che una tira all'altra, si perde questa magia, questo suono che sembra è come recitare una poesia al contrario. Quando tu non fai la suonata che devi fare, perde tantissimo nell'espressività, e quindi come musicista perde, magari ci guadagnano i ballerini del gruppo folk. Invece quando tu fai ballare una piazza è diverso, fai quello che vuoi, la piazza si adatta di più, perché non so le coreografie, fanno il passo, e chi sa ballare bene ti segue, chi non sa ballare bene saltella un pochettino, però è bellissimo vedere una piazza di 200-300 persone che ti ballano, insomma, perché c'hai la responsabilità, ma è bello per quello, proprio perché c'hai questa responsabilità. Poi, non lo so, è bello, a me piace molto anche accompagnare i tenores, ecco, il massimo quando c'è la cordatura perfetta, un cordatenores che segue il suono delle launeddes o viceversa, è una suggestione bellissima. Io mi accorgo anche della risposta del pubblico, perché si vede le cose che si gradiscono, ecco, ti accorgi tu, c'è poco da fare, basta guardare i visi delle persone che ti ascoltano, e lì capisci tutto, insomma, si deve dialogare anche con gli occhi a volte, insomma, si deve creare quell'atmosfera, e tu devi riuscire da musicista ad attirare l'attenzione. Diciamo, quando non balla la gente puoi fare altre cose molto infine. Con le launese sono dei passaggi particolari che sono molto orecchiabili, magari per i ballerini non sono molto adatti, perché sono dei passaggi particolari che però per ascolto funzionano di più. Per dire, se tu devi far ballare una piazza,
va molto bene la suonata del fiorasso, il punto d'organo, invece quando è d'ascolto magari rende di più Saviuda o mediana pipia, che ne so, ecco, però la mediana pipia per ballarla è molto più difficile del fiorassio, quindi se non c'hai i ballerini che conoscono le suonate, lo evitiamo proprio perché affinché non dica, ma lì hai sbagliato, no, no, hai sbagliato tu, capito? E succedono queste cose, quindi tu a seconda del, come tu dici, a secondo su stampo su baballotti, si narra di aici, no? Quindi ci adattiamo anche noi, però il massimo secondo me è quando fai un bel concerto in un teatro e suoni tutto quello che ti viene in mente in quel momento e sei anche più tranquillo perché non c'hai una piazza che balla, ecco, lì ti esprimi al massimo secondo me. Allora, per quanto riguarda la mia prima incisione personale, è nata proprio l'anno scorso, dopo oltre 35 anni di carriera. Io ho collaborato con tantissimi gruppi musicali e artisti, dai Tenosini Oneglia al Duo Pugioni, a Paolo Boia, Franca Pinna, ora non mi vengono tutti, i Giannas, ecco, ho sempre collaborato con tanti artisti a livello discografico, però non trascurando me stesso, praticamente io dopo 35 anni non avevo ancora un disco personale, quindi l'anno scorso io ho inciso il mio primo lavoro con 11 tracce dove basta il titolo, a Santiga. Praticamente sono voluto rimanere nella tradizione, ho voluto documentare dei brani musicali con degli strumenti vari, ci suono solo io, dove ho presentato il brano con la chitarra con la tecnica del pizzicato su Ballusardo Campidanese a Santiga, poi una suonata a trunfa, l'organetto, i vari brani con le launezze, sia balli che anche brani religiosi, e poi anche qualche concordia in sovraincisione, però ci suono solo io. Non ho voluto collaborazioni proprio per dire questo è Orlando Magia, quello che è nel 2007 praticamente quando ho inciso il disco. Poi ovviamente non mi fermerò qua, e questo è Orlando Magia nel 2007, io sono un po' incontentabile, non mi accontento mai, ma ti dirò che non so neanche che obiettivi devo, non me ne metto problemi così, io suono e basta, poi se mi sento bene un giorno faccio una cosa, ecco, quando sarò pronto farò un'altra incisione, magari verrà diverso oppure magari sarà tradizionale lo stesso, però con diversi brani, non lo so, ecco, non mi metto problemi. Poi per le collaborazioni non tradizionali, ecco, te ne posso citare una interessante che è forse quella che tengo più a cuore, anche perché è un progetto che sta andando molto bene da 5-6 anni con gli Akitora Salitos, la compagnia teatrale che, mh, che praticamente ha costruito questo progetto e si chiama Canti delle Donne Sarde. Sono canti di donne, però anche in chiave tradizionale, ma anche elaborati, dove serviva l'apporto di uno strumentista, un polistrumentista che mi onoro di essere.
Ma più che altro è stata proprio un'esigenza. Io non mi ero messo in testa, però collaborando con tanti gruppi, anche con i gruppi folk, ecco, se tu accompagni un gruppo folk, se vuoi lavorare solo a base di launese non riesci a soddisfare le sue esigenze. Quindi quando io accompagnavo il gruppo Calagonis o anche altri gruppi, se stavo alle Launedes praticamente dovevano per forza chiamare anche un altro suonatore che suonasse la fisarmonica o l'organetto. Quindi è stata proprio un'esigenza di lavoro. E ti dirò che a casa forse non mi sono messo neanche un giorno a provare sia l'organico, l'ho imparato lì dal vivo, suonando così nelle piazze oppure nei palchi o tra musicisti così, ecco, perché non ho avuto mai il tempo di studiare, è una cosa spontanea. Ho provato prima con la fisarmonica, poi con l'organetto e ti dirò che ho raggiunto anche un livello accettabile così da far ballare anche le piazze e lo uso tantissimo perché diciamo che fare una serata di Launettes è abbastanza pesante, ecco. A volte gli strumenti non sempre rispondono al meglio sia per il gran caldo, anche per l'umidità o per il freddo, quindi se tu devi soddisfare una piazza e non ti funzionano le Launettes è un bel problema. Con l'organetto e con la fisarmonica si ripiega bene, insomma, e poi varia anche la melodia e funziona di più senz'altro l'esibizione. E poi diciamo che ogni strumento ha il suo fascino e io questo lo devo dire, ogni strumento che prendo in mano mi viene da fare il ballo sardo, musica sarda, io non riesco a fare altro, è più forte di me, anche se ci studio, non mi viene, io non riesco a fare altro che musica sarda, c'è nel DNA, c'è poco da fare, io non... e quindi sfrutto questa potenzialità non solo con uno strumento, con tanti strumenti, così ecco, sembra che faccia tante cose, però sempre ballo sardo con tanti strumenti.
un altro strumento che ho voluto recuperare, che era in disuso dagli anni 50, è su susurito con sudumbarino, susurito di Sambuco, lungo con 3 fori, che per l'ultima volta in Sardegna si era visto suonare nel 52-54, insomma, da uno di Cabras. Io ho raccolto questa registrazione fatta da Gavino Gabriel proprio nel 54, una persona dell'ultimo suonatore, si dice, insomma, dopo di quello non se ne sono conosciuti altri. Si chiamava Antonio Camedda, Pilloni di soprannome. Quindi studiando da quella registrazione, perché non c'è uno strumento, un reperto antico da dove si possa attingere, che ne so, la misura, oppure... E quindi sentendo la registrazione io ho ricostruito un usulito con quella estensione musicale. Praticamente con 3 fori si raggiunge, con l'armonico si raggiungono anche 17 note, così soffiando sempre di più. E a furia di costruire, ne avevo fatto una trentina, sono riuscito a realizzarne uno accordato abbastanza che si può avvicinare a quel suono che io sentivo da Ziantoni, e il tamburino che ho costruito con 2 settacci attaccati e 2 pelli di capra. Me lo sto studiando adesso perché l'ho costruito l'anno scorso e ho intenzione di rimetterlo in moto, insomma, perché è anche un peccato, perché si dice che nel Settecento si suonava tantissimo a livello di launedes, sia nelle processioni che per il ballo, insomma era usatissimo.